Il lavoro e non il lavoro qualunque, ma il lavoro di qualità, il lavoro dignitoso, perché questo livello di precarietà impedisce il rilancio economico del Paese. Sanità pubblica, scuola pubblica, rigenerazione urbana, emergenza climatica, ma soprattutto lavoro, lavoro di qualità. Elly Schlein arriva in Veneto in serata e a Mogliano per sostenere la campagna elettorale di Giacomo Nilandi, volto del centro-sinistra moglianese. Tappa quella di Mogliano, l'ultima di un tour iniziato all'Electrolux di Porcia, proseguito con Pordenone e Portogruaro. Oggi l'Istat certifica che il 10% degli italiani, 1 su 10, sono in povertà assoluta. È un dato enorme e questo è anche il frutto delle politiche di Giorgia Meloni che stanno aumentando la precarietà e la povertà. Un lavoratore su 10 è in povertà assoluta, denuncia. Di tutto questo il governo Meloni non si è occupato perché sul caro vita non hanno mosso un dito, troppo impegnati a fare misure di propaganda. Politica nazionale con i temi della famiglia. Io mi faccio i fatti miei, però suggerirei che la politica stesse fuori, insomma, dalle case delle persone e non stesse lì a stabilire chi possiamo amare o chi possiamo sposare. E politica europea, con Bonaccini capolista a nord-est c'è piena sintonia, dice. Dal palco rilancia la raccolta firme sul salario minimo aperta anche a Mogliano. E allora io vi chiedo sostegno per la nostra proposta sul salario minimo. Un discorso fiume, parla per oltre mezz'ora, poche invece le dichiarazioni rese all'arrivo dei giornalisti. Alla domanda sull'autonomia del collega Lucio Zanato risponde così. L'autonomia del Veneto? Il confronto con la Meloni in TV? Noi stiamo facendo una bellissima campagna elettorale e ci confrontiamo sull'Europa. In platea anche la trevigiana Rachele Scarpa. Sul palco apre i lavori il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, gremito al Teatro della Stori, che ha ospitato l'evento.